più nessuno. Quindi perché disperdere queste nostre forze, queste nostre energie, questo nostro DNA? Recuperiamo questi antichi mestieri, facciamo capire ai ragazzi che è altrettanto dignitoso fare questi mestieri, non possiamo fare tutti gli amministratori delegati. Io penso che da quel momento in poi potremo ripartire dando tanti posti di lavoro, aiutando l'economia in Campania, aiutando l'economia a Napoli e far lavorare tutti questi ragazzi che veramente in questo momento sono demoralizzati, intristiti, senza nessun futuro, quindi è giusto dargli una speranza. Quindi il futuro è nel passato. Il futuro è nel passato e nella tradizione. Grazie. Grazie.